Allora, eccoci qua pronti per l'ultima parte della nostra trasmissione. Questa sera dedichiamo al decreto Dignità, il primo decreto presentato dal governo giallo-verde, in questo caso appunto presentato dal Premier Conte e dal ministro Di Maio. Un decreto che si è occupato di lavoro, di contratti, di delocalizzazioni, anche di gioco d'azzardo, in questo caso per quanto riguarda la pubblicità, un decreto che ha sollevato molte proteste, in particolare dal mondo dell'imprenditoria, ma non solo. Con chi ne parliamo? Vi presento gli ospiti che sono qua con noi nel nostro studio. Abbiamo Massimo Zanetti, buonasera. Zanetti, segretario regionale della UILPA del Veneto. Buonasera, grazie di essere qua. Grazie a voi. Poi abbiamo Francesco Scopelliti del Partito Democratico. Buonasera Scopelliti, grazie anche a lei di essere nei nostri studi. Al suo fianco abbiamo il professor Luciano Greco. Buonasera professor Greco, lei è docente di economia all'Università di Padova. Ecco, allora, un decreto, dicevo, che ha sollevato molte proteste, per molti è un decreto di sinistra, Scopelliti. C'è stato chi ha detto che siamo tornati ai comunisti degli anni '80, cosa dice? Premetto che io non sono comunista, quindi ecco, va bene, e quindi non so come definirlo. Comunque certo che, se posso rapidamente dico, intanto è il primo decreto, come diceva lei giustamente in premessa, quindi dopo un mese e mezzo di governo sono riusciti finalmente a fare un decreto, incredibile. Ecco, poi ci hanno messo dentro un po' di cose, alcune delle quali ovviamente condivisibili e altre invece completamente astruse, e infatti che danno danno rastura a molte proteste. Ecco, le proteste soprattutto dal mondo dell'imprenditoria. Allora, questa sicuramente è una caratteristica di questo governo, di questi ministri che sono giovani, che utilizzano i social, utilizzano Facebook, che producono anche appunto dei tutorial, chiamiamolo così, per illustrare ad esempio questo decreto, il decreto Dignità. Lo vediamo alle mie spalle. Adesso vi proponiamo ad esempio quello che riguarda proprio le imprese, e il ministro Di Maio spiega quali sono, diciamo, gli interventi che vengono a beneficio delle piccole imprese in particolare. Sentiamolo. Nel decreto Dignità ci sono 3 buone notizie per i piccoli imprenditori. 1. Abbiamo eliminato lo spesometro, c'è solo un ultimo adempimento a dicembre e poi scompare. 2. Abbiamo disattivato il redditometro, che l'Agenzia delle Entrate non potrà utilizzare più. Chiedete a un commerciante o a un piccolo imprenditore quanto tempo hanno dovuto perdere appresso a questi strumenti che sono stati pensati male e applicati peggio. Da oggi non succederà più e potranno dedicare più tempo alla loro attività. Certo, c'è tanto altro da fare. 3. Abbiamo abolito lo split payment per le partite IVA. I precedenti governi hanno utilizzato gli imprenditori come bancomat e gli hanno chiesto pagamenti anticipati per fare cassa. Per noi i professionisti sono persone, non bancomat. Ecco, allora questo è quello che riguarda, per quello che riguarda le imprese. Allora Zanetti, come possiamo come dire, valutare, come giudicare questo? Ma in questo decreto di 12 articoli ci sono anche pezzi che riguardano, ed era il riferimento che faceva il vice premier Di Maio, proprio la semplificazione fiscale. Lui ha citato i 3 elementi che dovrebbero essere caratterizzanti della parte che ha a che fare appunto con la semplificazione fiscale di cui poc'anzi ho fatto cenno. Io credo che le imprese non tireranno un grandissimo sospiro di sollievo per questi 3 abbozzi di tentativi di intervenire sulla materia fiscale, che è una materia che invece dovrebbe essere rivisitata in maniera significativa, sia con una diminuzione sostanziale dell'impianto della burocrazia, che ovviamente insomma porta via tempo, denaro, risorse alla piccola e media impresa e non solo, e poi la grande questione è la questione insomma di carattere fiscale, con una riduzione vera dell'impatto insomma della fiscalità sul lavoro, che è tra i più alti dei paesi europei. Lì è la vera, come dire, la vera carne sulla quale bisognerebbe incidere. Dopo questi sono comunque degli interventi
più piccoli che non vanno buttati via, ma insomma non vedremo grandi rivoluzioni nella dimensione della questione fiscale che pur c'è all'interno di questo decreto dignità per questi piccoli, diciamo, aggiustamenti che vanno in una giusta direzione. Mi sembra che rispetto al prodotto finale che ne può uscire siamo tanto clamore, c'è qualcosa di buono, ma anche sugli aspetti che riguardano la dimensione del lavoro, però insomma non è una rivoluzione copernicana, sono dei primi tentativi che vanno dal mio punto di vista in alcuni casi, ma lo diremo dopo per quello che probabilmente attiene in maniera più significativa proprio la questione, un tentativo di diminuire la precarietà nella dimensione del lavoro che va nella direzione giusta. Certo, Sicuramente. Professor Greco, cosa possiamo, come valuta allora questi primi, diciamo, interventi a favore delle piccole imprese, infatti diceva, no, Di Maio? Allora, per quanto riguarda la piccola impresa, diciamo, mi sembra di capire che quello che si sia fatto sia quello che si vuol fare, di una riduzione della pressione antielusiva, cioè quelle norme, lo spesometro, il redditometro e lo split payment sono strumenti che hanno l'obiettivo di ridurre la possibilità di evadere Ma hanno funzionato in questi anni spesometro, redditometro? Questo sarebbe stato, diciamo, normalmente le norme di legge vengono accompagnate da relazioni di accompagnamento che spiegano quali sono le cose che non hanno funzionato e quelle che non hanno funzionato e perché si interviene su quegli strumenti e non altri. Onde evitare che venga il sospetto, che in questo caso potrebbe venire su questo specifico argomento, che era una promessa elettorale che probabilmente non è diciamo, all'interno di un quadro generale di politica fiscale e quindi si fa questa promessa elettorale. Probabilmente quegli strumenti non sono i più idonei, però è chiaro che all'interno di un contesto in cui le parole d'ordine, cioè se l'idea è aiutare le piccole e medie imprese, un economista o un commercialista, un imprenditore si sarebbe aspettato, ecco adesso mi parleranno di come ridurre l'onere del debito sulle imprese, mi parleranno di come ridurre il costo del lavoro, mi parleranno di queste cose qua. Quando diciamo, l'oggetto è lo spesometro, il redditometro, la riduzione, l'eliminazione dello split payment solo ai professionisti, sì, ok, i professionisti probabilmente saranno contenti stasera di avere questo effetto. È una manovra di politica fiscale che aiuta il settore delle imprese? Possiamo ragionarci, insomma, però mi sembra che sia un granello di sabbia all'interno di un ragionamento un po' più complicato. Quindi oggettivamente se parliamo di questo mi sembra che ci sia poco da commentare stasera. Certo. Se parliamo di altri pezzi del decreto forse riusciamo a commentare qualcosa certo. Ma non per essere... cioè questo non posso dire di essere contento o scontento, diciamo che sentendo altre cose che ci sono nel contratto per il governo del cambiamento eccetera, la sensazione è che ci sia un allentamento della pressione nella lotta all'evasione fiscale e che questi provvedimenti vadano un pochino in quel senso lì. Se questo è, non si fa bene da solo il governo, perché questo poi ne parliamo, ma insomma è un argomento importante. Certo. Sentiamo come ha commentato il decreto dignità il segretario reggente del Partito Democratico Martina. Ascoltiamolo assieme. Io credo che noi dobbiamo dire chiaramente che siamo di fronte a un decreto che ha poca dignità e tanta propaganda. Io vedo tre rischi fondamentali in quello che è stato presentato ieri. Un rischio oggettivo di aumento dell'evasione fiscale in alcune scelte che sono state fatte, pensate alla marcia indietro sullo split payment per i professionisti, un rischio oggettivo di aumento dei contenziosi. Mi pare di poter dire che le scelte che sono state fatte in virtù di alcune bandiere propagandistiche in realtà rischiano di produrre un effetto che è un effetto caos, di certo a tutto svantaggio dei lavoratori. E il terzo tema, non c'è nessuna azione, scusate, per sostenere il lavoro a tempo indeterminato. Non c'è nessun intervento che dà il segno fondamentale che dovrebbe invece essere il cuore della partita ancora oggi, tanto più oggi. Nessuno di noi
celebra vittorie, ma proprio perché sei uscito da una stagione durissima come quella, con un'inversione di tendenza oggettiva, e oggi puoi riprendere a lavorare con più vigore sulla qualità del mercato del lavoro, fai delle scelte che non colgono il punto fondamentale, cioè aggredire il nodo della stabilità del lavoro. Eccolo qua, allora, Scopelliti, annuisce giustamente, immagino, perché... Sì, concordo completamente con quello che ha detto il mio segretario reggente. Lei vede questi rischi, quindi... Certo, certo. Vi faccio un esempio per far capire la faccenda lavoro. Nel decreto ci sono inasprimenti nei confronti degli imprenditori che assumono a tempo determinato, cioè devono cominciare a giustificare il tipo di contratto, hanno un aumento dello 0,5% ogni volta che rinnovano un contratto a tempo determinato. Io mi sarei aspettato invece un provvedimento a favore del lavoro a tempo indeterminato. In altri termini, per aiutare il lavoro non bisogna inasprire la legge nei confronti del tempo determinato, bisogna incentivare il tempo indeterminato. Come si fa? Per esempio si poteva fare banalmente dicendo chi trasforma un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato non paga i contributi per 2 anni, per esempio, no? Tipo come, cioè quindi delle iniziative delle iniziative sostegno. forti, anche costose per carità, ma che andassero in quella direzione lì. Invece io ho sentito come ha commentato il provvedimento il segretario regionale della Lega, Darè, e lui dice: io da imprenditore da domani non assumo più nessuno se le regole sono queste. Ecco, la dice lunga questo fatto, no? Il fatto che una delle voci maggiormente critiche venga proprio... Sì, beh, ma anche Salvini ha detto ma potremmo rivisitarlo in aula, in Parlamento. Ma allora sentiamo nel dettaglio proprio questo aspetto dei contratti da Di Maio in questo video. Anche i lavoratori devono tornare a essere considerati persone, quindi abbiamo messo un freno ai contratti a termine. Pensate che nel 2017 l'84% dei nuovi contratti è stato a termine. Adesso si cambia, i contratti a termine senza causale non potranno avere una durata superiore ad 1 anno, finora invece potevano essere di 3 anni. Dopo 1 anno si possono rinnovare soltanto per un massimo di un altro anno, ma con l'obbligo di indicare la causale. Se c'è una causale per un rinnovo a termine, la durata è di 2 anni al massimo. Un datore di lavoro può prorogare i contratti a termine non più di 5 ma 4 volte, e anche ai lavoratori interinali sono estese queste nuove tutele contro il precariato. Ecco, poi ci sono altre misure connesse per quanto riguarda appunto ad ogni rinnovo, inoltre i contributi salgono di percentuale, quindi insomma c'è un aumento addizionale, diciamo, un addizionale per quanto riguarda i contributi. Zanetti, allora abbiamo sentito Martina, abbiamo sentito così quello che dice Di Maio. Io invece qui dissento un pochino da chi mi sta qui alla mia sinistra, nel senso che, allora, premesso che il lavoro non si crea per decreto, questo fa parte insomma dell'elemento, diciamo, di una sana economia, tradotto, se ci sono gli investimenti, se c'è la possibilità di avere una fiscalità di vantaggio, il lavoro si riesce a creare e non si crea per decreto. Tuttavia bisogna anche dire che questo è un primo tentativo che va nella direzione, con, se vogliamo, anche alcune imperfezioni che probabilmente, mi auguro, non vengano peggiorate dalla componente che fa capo al governo non di 5 Stelle ma della Lega, che limita l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo sicuramente quelli a tempo indeterminato, e quindi nella giusta direzione di una riduzione del lavoro precario. Questo insomma mi sembra l'impianto sul quale hanno immaginato di lavorare. C'è una stretta nei licenziamenti selvaggi attraverso l'aumento del 50% dell'indennizzo, ci sono cioè delle cose che non sono proprio così campate per aria o senza un ragionamento che sta alla radice. Qual è il ragionamento? Di rimettere in pista
la possibilità che anche in questo paese i giovani e anche quelli meno giovani, cioè quei cinquantenni che perdono il lavoro, si possano trovare in una condizione di opportunità attraverso la quale il lavoro non è più una chimera ma diventa appunto un'opportunità e, se vogliamo, anche un elemento di dignità, perché insomma non credo di dire nulla di nuovo se dico che senza il lavoro viene meno la dignità della persona, insomma, perché non solo non si può costruire il proprio futuro, ma probabilmente non si riesce neanche a realizzare se stessi. Quindi io penso che non farà miracoli, ma ci sono delle prime indicazioni che vanno nella direzione giusta, e le ho citate, insomma, la limitazione dell'utilizzo di contratti a lavoro a tempo determinato, la riduzione del lavoro precario, lo stretta nei licenziamenti e altre piccole cose. Poi ripeto, non sarà sentiamo anche una rivoluzione complessiva. Ecco. Sentiamo Luciano Greco come la vede. Allora, diciamo che, faccio una battuta, il provvedimento è nel metodo renziano. Nel merito il segno è esattamente opposto, cioè fa l'inverso di quello che voleva fare il cosiddetto Jobs Act, cioè l'intervento, tenta di fare l'inverso, eccetera. Però il metodo è lo stesso, cioè penso che per legge riesco a creare più lavoro. E questa è la iattura del nostro Paese. Cioè qui c'è, questa è una classe dirigente, secondo me, una generazione che ha questo limite, secondo me. Pensa che il potere sia il potere di usare le norme per foggiare in qualche maniera il funzionamento dell'economia. Non funziona così. Non funziona così. Allora, qual è il limite che io vedo in questo approccio, come nell'approccio del governo Renzi, eccetera? Il limite è appunto di abdicare, di svuotare il meccanismo della negoziazione fra le parti sociali, cioè fra i sindacati e i datori di lavoro, di un ruolo di disegno delle loro relazioni industriali. Cioè, in questo senso il punto è, si è voluto per norma adesso irrigidire un po' i meccanismi, il che dal punto di vista qualitativo, era un po' quello che diceva adesso Zanetti, io sono anche d'accordo. Se dobbiamo giudicare l'intenzione, io credo che l'intenzione sia positiva. Se dobbiamo giudicare il risultato, penso che sia velleitario, come velleitario era il risultato di pensare che le norme del Jobs Act avrebbero ottenuto i risultati. Quello che abbiamo ottenuto come risultati non sono le norme, sono i provvedimenti di aiuto fiscale, era stato detto anche prima da Scopelliti, che hanno consentito appunto di accelerare un processo di stabilizzazione del lavoro negli anni precedenti, che poi si è visto, si vede nelle statistiche di oggi. Ovviamente questo è il punto, il governo appena insediato qui registra una difficoltà oggettiva. Qual è la linea di politica economica di questo governo? Dove vanno messe le risorse? E siccome probabilmente questo nodo non è ancora sciolto, non sappiamo se vogliamo metterle per ridurre le imposte ai ricchi, flat rate tax, certo, oppure le vogliamo mettere per incentivare appunto gli investimenti, che sarebbe un'altra cosa. Insomma, i soldi sono pochi, quindi bisogna decidere. Quindi in assenza dei soldi si è fatto un provvedimento di norme, alcune delle quali avranno probabilmente efficacia, poi magari ne parliamo, altre sono quelle fiscali che abbiamo appena citato, efficacia sui singoli ce l'hanno, però indeboliscono secondo me la lotta all'evasione fiscale, e altre secondo me sono appunto un'inversione di segno delle intenzioni del governo, che però così come le intenzioni dei precedenti governi, da sole le intenzioni non servono a nulla, in economia servono i soldi, gli investimenti e gli strumenti fiscali. Giusto quello che dice, perché quello che questo governo non riesce a capire, ma i precedenti non è che capissero molto di più, è il fatto che c'è la domanda e l'offerta. Questo regola il mondo, a salvo che non torniamo al bolscevismo e al comunismo. Se le aziende producono e riescono a creare e entrare nel mercato ed essere capaci di essere autosufficienti, allora ci sarà richiesta di posti di lavoro. Qualsiasi legge che imponga il lavoro all'azienda è una legge sostanzialmente sbagliata.
perché va contro quello che è il principio della domanda e dell'offerta. Salvo che non cambiamo il sistema, ci mettiamo d'accordo, facciamo aziende di Stato che danno posti di lavoro fissi per sempre, poi a pagare, quando, come succedeva in Unione Sovietica, quando producevano troppa stoffa, la buttavano via o la mandavano in qualche paese sottosviluppato, ma lavoro ce n'era per tutti. Lo faceva anche la Cina, fino a 20 anni fa la Cina, o 30 anni fa la Cina lavorava così. È entrato in un mondo diverso, ha accettato il capital socialismo e quindi ha detto adesso se c'è posto di lavoro ce lo dobbiamo conquistare. Abbiamo parlato poc'anzi che le aziende italiane sono state portate fuori all'estero, peraltro con i soldi dello Stato, della Comunità Europea. Adesso pretendiamo che le aziende che non ci sono più assumano. Le aziende che ci sono stanno per essere vendute, quelle più importanti, e credete che chi compra dall'estero, Francia, Inghilterra, ma soprattutto Germania, poi ci lascerà le aziende aperte qui? L'Ilva la chiuderanno. Ma la chiuderanno perché il costo energetico è talmente mostruoso rispetto agli altri paesi. In Italia l'energia elettrica, se no devono usare il carbone, ma se usano il carbone inquinano la città, inquinano l'ambiente. Di conseguenza la soluzione è molto semplice, si va in questa direzione. Allora queste leggi che sembrano voler risolvere tutto, in realtà non risolvono la questione fondamentale. Creiamo mercato all'Italia, incrementiamo e attenzione, il mercato lo si incrementa con la neuroeconomia. L'economia è fatta di stimoli, perché con i morti non si fa business. Se si fa pubblicità per incrementare le vendite, per solleticare la possibilità di vendere quella determinata auto o quel determinato telefonino, e cresce la domanda rispetto all'offerta, e allora faccio mercato. Se invece l'offerta è maggiore della domanda, il mercato si chiude. Allora questi sono il regolamentare un rapporto di lavoro è giusto, ma c'è un limite oltre il quale non può essere impositivo. Prego, professore. Sì, no, sono d'accordo. Il punto secondo me è che, ripeto, siamo alle intenzioni, cioè secondo me adesso è troppa, il decreto serviva a fare lo spot, ma questo lo dico capisco anche la necessità, perché esiste un altro pezzo della maggioranza che sta facendo spot su altre cose, però oggettivamente noi stiamo scherzando con il fuoco, perché, ecco, io lo dico chiaro e tondo, il Movimento 5 Stelle secondo me interpreta alcune esigenze reali del Paese che non sono state interpretate correttamente e sufficientemente dalle forze politiche che hanno governato fino a poche settimane fa. Cioè, quando il Ministro dello Sviluppo si pone il problema dei riders, eccetera, che nessuno si è posto fino ad oggi concretamente, si pone un problema giusto. Però, se la risposta non è opportunamente adeguata alla situazione economica che abbiamo, quindi se pensiamo che cambiando le norme abbiamo risolto il problema, ritorniamo al problema che avevamo qualche tempo fa. Ultimo punto, la flessibilità, che è stato uno degli oggetti che ha dilaniato la sinistra nel nostro Paese, di per sé è uno strumento che ha una sua utilità, però da solo non produce risultati positivi. La flessibilità significa semplicemente che è più facile cambiare l'organizzazione aziendale, ma da sola non produce risultati positivi, non aumenta la produttività del lavoro, l'abbiamo visto nel nostro Paese. Quindi, d'altra parte però, la rigidità di per sé non è che ottiene risultati, quindi il punto cruciale è avere politiche industriali, e il Ministro dello Sviluppo è nella buona posizione di fare questo, il suo mestiere sarebbe, che uniscano l'orientamento delle risorse pubbliche a favore di una flessibilità o anche di una minore flessibilità che però
faccia crescere la qualità del lavoro, la produttività dei lavoratori e la competitività delle imprese. Ecco, questo Su forse è il questo, punto, secondo me, non c'è una valutazione oggettiva, ma non c'è da alcuni anni un ragionamento su queste cose qua. Io lo dico con grande tristezza, cioè su questo tema l'aver abbandonato, se noi andiamo in Germania vediamo che questo tema in Francia è stato affrontato con l'idea della negoziazione a livello aziendale dei destini delle imprese, quindi riducendo il ruolo della legge nazionale e potenziando il ruolo della negoziazione territoriale. Ma è chiaro che se tu ritieni che i corpi intermedi siano, cioè i sindacati, le organizzazioni di categoria eccetera, siano degli inutili orpelli, ovviamente questo strumento non ce l'hai, perché tu dici ma non mi servono i sindacati, anzi li vorrei eliminare in un certo senso. E questo secondo me è un grosso limite del nostro sistema politico. Sentiamo Zanetti, credevo che annuiva. Sì, annuivo perché due aspetti del ragionamento che faceva il professore erano particolarmente convincenti. Quello fatto poco fa, quando diceva che forse il più grande dolore con il quale dobbiamo cimentarci è che da almeno 15 anni buoni in questo Paese non vediamo una classe dirigente che sia in grado di guardare non cosa deve fare domani mattina, ma cosa deve fare nei prossimi 15 anni. La butto lì, uno dei primi problemini che avremo tra qui a qualche settimana, qualche mese, qualche anno sarà tutta la dimensione della robotica, che entrerà in maniera fortissima nelle aziende e ridisegnerà il mercato in una certa maniera. E annuivo perché parlavamo prima dell'inizio di questa trasmissione, che ho avuto l'opportunità un paio di settimane fa di fare uno stage a Berlino su Industria 4.0 e funzionamento della macchina pubblica rispetto ai servizi che si danno alle imprese. E la cosa che mi sconvolgeva in quei 3 giorni berlinesi era intanto mettere a paragone la disoccupazione giovanile di Berlino, una città che ha quasi 4 milioni di abitanti, no? Che di fatto non c'è, è intorno al 3%. E perché non c'è? Hanno qualche elisir miracolistico? Semplicemente perché loro hanno immaginato, non ieri mattina ma almeno già da 10 anni, di programmare l'intervento pubblico e privato ecco perché annuivo, in una dimensione di collateralità, di partecipazione anche delle componenti sociali, dei sindacati che si siedono attorno a un tavolo e stabiliscono quali sono i progetti che deve fare un'impresa 4.0, come attivare determinati canali di promozione occupazionale e quale logica ci sta dietro un mercato che è chiaro che deve essere competitivo, perché altrimenti se la merce costa il doppio che da un'altra parte uno se la va a prendere dove costa meno. Però dietro c'è uno studio, c'è una programmazione, c'è un'idea di futuro e dicevo prima che la cosa che più mi ha colpito, siccome ho visitato più di qualche impresa, era come questi ragazzi, tra l'altro molto spesso italiani, per cui la stragrande maggioranza sono giovani nostri, che appena laureati hanno un know-how importante, vengono praticamente rapiti, lo dico in senso ovviamente non pregno del termine, portati lì e li investono, loro non hanno intenzione di tornare, ma la risposta che davano è quella che mi ha più colpito, perché qui abbiamo il senso del futuro. In Italia non lo avvertiamo più. Non c'è la programmazione. Sulla programmazione, su quello che diceva il professore, io sono molto dello suo stesso pensiero e avviso. Penso che sarebbe arrivata la stagione che le migliori intelligenze e coloro che pensano di fare impresa di qualità, quindi non fare impresa velocemente, fare finanziarizzazione dell'impresa per poi scapparsene con i soldi, si mettano attorno in tavola e progettino che tipo di paese vogliamo avere, diciamola vicino nel 2030 e non domani mattina, perché non andiamo da nessuna parte. Però in questo senso dobbiamo considerare un concetto che è l'accoglienza, certo, intesa come accoglienza di una società che sta evolvendo, che sta evolvendo anche la propria capacità di industrializzazione moderna, e quindi il perdere dei cervelli che sono costati all'Italia milioni e miliardi di euro vengono esportati in Germania, che si arricchisce perché su quelli la Germania non ha investito nulla. Allora il problema sta che Europa è questa. E come la Germania ha saputo approfittare di questa Europa per carpire e arricchirsi alle spese degli altri paesi. Questo è il punto fondamentale. Allora va bene la promessa elettorale, l'abbiamo mezza mantenuta, poteva andare anche un po' più leggero in questo senso, no professore? Promettere un po' meno e concedere ancora meno.
ma il problema fondamentale è creare uno stato d'animo all'interno dell'Italia dove io faccio impresa e sono sicuro che ce la farò perché ho lo Stato dalla mia parte, non ho lo Stato contro, perché in Italia lo Stato è contro l'impresa. E allora questo è un punto importante, sicuramente. cerca di cavarsela. E invece questo è l'humus più negativo perché un'impresa possa crescere. Prego, professore. Una battuta molto rapida su Prego. questo, perché gli ultimi dati, diciamo, economici fanno vedere come ci sia un ripiegamento della crescita nel sistema in Europa e in Italia, che è trainato essenzialmente dalle aspettative negative degli imprenditori e delle famiglie. Cioè l'incertezza, in particolare nel nostro paese ma anche negli altri paesi europei, tende a far ripiegare l'attività economica, quindi teoricamente i fondamentali sarebbero anche quelli di prima, cioè non è che sta andando peggio, No, ci sono anche ma migliorati, un nella ripiegamento relazione c'è trimestrale è perché migliorato. c'è un pessimismo che si sta Ecco, diffondendo. la precarietà in questo senso, ad esempio Di Maio dice che la precarietà del lavoro La porta... precarietà, no, attenzione, non mettiamo due cose che sono sono due campi diversi. La precarietà è conseguenza, perché se la domanda del lavoro fosse elevata, allora la forza è dell'operaio e di chi offre il lavoro. Ma se non c'è richiesta di lavoro, è inutile che noi imponiamo perché è impossibile, è un meccanismo che non funziona. Io non posso creare economia dal nulla. Creo economia se organizzo la società, se ho, torniamo al discorso, la burocrazia, i tribunali che funzionano. Io non posso aspettare 10 anni perché mi pagano perché uno è stato più furbo di me, no? Io non posso aspettare che nasca la prossima generazione che sia preparata a un mondo reale. Abbiamo una scuola che prepara l'immaginario dei giovani, ma non la concretezza del lavoro. Questa è una spaccatura enorme che c'è in Italia. Allora dobbiamo entrare in una riforma globale di quella che è la struttura, ma questo pensando a 20 anni più avanti, senza contare che nella scuola, e ne abbiamo parlato poc'anzi nell'altra parte della trasmissione, stanno entrando generazioni che sono arrivate adesso, hanno passato il mare, sono giovani che dovranno essere scolarizzati, che a casa non parlano l'italiano, parlano un'altra lingua, che hanno tradizioni diverse, che non hanno la nostra cultura e che quindi come faremo a amalgamare questa società nei prossimi anni se non ci sarà una preparazione della classe insegnante a questo fenomeno, un adeguamento della classe insegnante a questo fenomeno. Scopelliti, sentiamo come la vede. Abbiamo messo tanta di quella carne al fuoco che non so da dove cominciare. Cerco di essere rapido. Allora, 2 o 3 concetti per farmi capire. Allora, il primo, Elon Musk in America ha aperto una fabbrica quasi completamente automatizzata. Fanno 5.000 macchine completamente elettriche al mese con 40 operai e poi tutto il resto è tutto robotizzato. E questa è la direzione verso cui sta andando il mondo, il capitalismo maturo, ecco, dove nel capitalismo maturo ci siamo anche noi, c'è l'Europa oltre all'America, insomma, no? Allora io vedo un mondo a 2 velocità, c'è il mondo della Cina e dell'India che corre al ritmo del 5, del 7, del 10% l'anno, ma perché? Perché partono da un livello bassissimo, no? Pro capite, no? Come economia, diciamo, cioè un operaio cinese che guadagna 40 euro al mese non ha ancora il frigorifero in casa, lì c'è un margine di crescita incredibile, certo, che noi in Europa non abbiamo. Il nostro è un mercato maturo. Che voglio dire? Voglio dire che se l'Ariston fa 100.000 lavatrici in Italia, ne fa 100.000 perché il mercato ne richiede 100, 110.000, 90.000, cerca di accaparrarsi quell'1% per battere la Bosch, ma insomma siamo là, cioè il mercato è maturo da noi. Maturo o saturo? Saturo, forse più saturo che maturo. Grazie per la correzione. Perché dico questo? È una domanda.
perché tutti gli economisti, credo, e anche noi, siamo d'accordo nel dire se il Paese crescesse del 3-5% l'anno il problema sarebbe risolto. Sarebbe risolto anche dal punto di vista del debito, se il Paese crescesse del 5%. Ma è ragionevole che un mercato saturo come il nostro continui a crescere al ritmo del 5% l'anno? Io credo di no. Allora, la componente lavoro della nostra società, che è quella, in Italia sono 23 milioni di dipendenti, dobbiamo pensare a guardare al lavoro con occhi nuovi. Che cosa intendo? Intendo ci saranno sempre meno persone che lavorano e sempre più persone a carico di quelli che lavorano, ovviamente, no? Perché non è che si vive, che si campa d'aria. Cioè due sono le cose, o noi tre lavoriamo oppure io e Luciano lavoriamo e Massimo sta sulle nostre spalle. Il problema è allora, secondo me, che probabilmente dobbiamo pensare a guardare al lavoro con occhi nuovi, quindi dividendo fra più persone il lavoro che c'è, visto che non se ne crea di nuovo, no? Questo è un meno per lavorare che io tutti? dal 2014 ci ho scritto un libro, ci parlo continuamente di questo fatto e però non vedo nessuno, anzi cominciano, in Germania adesso ci sono degli accordi per i quali si scende anche a 28 ore quindi la settimana di lavorare lavoro. meno Si comincia a lavorare meno e a lavorare, tutti. ci sono contratti di solidarietà. Dovendo Insomma, fare i conti poi nei prossimi anni, quello che diceva poi la Zanetti. fiscalità, voglio dire, che è altissima, la fiscalità sul lavoro, deve essere utilizzata, secondo me, per ripartire il lavoro fra più soggetti, non per dare un vantaggio immediato all'imprenditore che magari con i soldi che risparmia si compra la barchetta. No, diamola ai lavoratori questa fiscalità, riducendo le tasse, riducendo i costi del lavoro e in cambio aumentando il numero di persone che lavorano. Non la seguo. No, No, perché io ho l'impressione che i robot produrranno perché ci saranno dei robot che comprano. ma vede... Se il potere d'acquisto, o noi troviamo un'altra soluzione, per cui chi lavora presta il proprio operato all'interno di un'azienda, ha i soldi e quindi poi li spenderà, oppure o troviamo un altro sistema per poterlo arricchire e creare un altro tipo di ricchezza. Il denaro è un potenziale energetico. Io creo un potenziale energetico che posso investire in vari punti, ma se non ho questo potenziale la fabbrica potrà produrre senza neanche un operaio quante macchine voglio, ma nessuno sarà in grado di poter andare lì a comprarle. Per cui il problema è molto semplice, forse torniamo all'agricoltura, perché l'agricoltura non potremo robotizzarla più di tanto, per cui, oppure quale altro mestiere tradizionale dovremmo andare. Professore, ci racconti quale sarà il futuro? No, ma su questo secondo me è un problema classico. Quando è nata l'economia capitalista c'era un problema per certi versi analogo. L'automazione genererà, diciamo, una capacità produttiva, la domanda è a beneficio di chi? Cioè, chi sarà il titolare dei redditi prodotti dai robot? Il proprietario del robot. Certo. Allora, la soluzione, ma la dice Bill Gates... Ma ci vorrà un acquirente del prodotto del robot. Esatto, Bill Gates, che è un miliardario, dice la soluzione è quella che un po' del risultato di questi robot vada a tutti, così abbiamo risolto il problema. Questo è un punto importante, però questo per guardare la prospettiva lunghissima, insomma, eccetera. Questo è un primo argomento. Il secondo argomento, su cui però è un'altra trasmissione, se è vero che abbiamo saturato l'economia, dipende dai punti di vista. Se lei mi dice se abbiamo saturato l'economia di produzione di automobili, sì. Di penne probabilmente, ma se abbiamo saturato l'economia di produzione dei beni che servono a rendere migliore il mondo, tipo la manutenzione dell'ambiente, no, la sanità, c'è un sacco di cose da fare ancora, quindi la questione, come è stato nella storia del capitalismo sempre, è di trasformazione di fronte all'innovazione, cioè
quelli che facevano, i nostri genitori e nonni erano nel mondo agricolo, noi siamo nel mondo industriale, quello che è venuto dopo di noi nel mondo dei servizi, e adesso all'interno del mondo dei servizi c'è un'ulteriore segmentazione per cui si faranno dei servizi ancora più sofisticati. Però se non entriamo in quest'ottica noi ci impicchiamo a una formula che non esiste, cioè l'ipotesi che il mondo sia finito perché riusciamo a produrre tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma non è vero, cioè viviamo in città che sono piene di smog, la gente muore di tumore per cose che si potrebbero curare, solo perché non riusciamo a dominare, diciamo, non gli eventi atmosferici, a dominare l'azione umana. Quindi di cose da fare, di beni da comprare, da produrre, ce ne sono tanti. Il problema qual è? È che sono prevalentemente dei beni pubblici, cioè dei beni per cui lo Stato dovrebbe funzionare come regolatore. Quindi questa è un'altra trasmissione. Aggiungo solo una cosa per tornare, gli do una mano, guarda, per tornare al tema della trasmissione. Io mi sarei aspettato nel decreto dignità, parlando di precariato, il salario minimo. Allora, questo era un provvedimento molto forte che probabilmente poteva sostituire tutti gli altri. Non mi interessa la forma contrattuale, non mi interessa. Chiunque lavora un certo numero di ore, meno di tot, non può essere pagato. 10 euro non si può. Peraltro, avendolo annunciato il ministro Di Maio, io me l'aspettavo veramente, nel senso che adesso apro il decreto e leggerò quello lì. E invece no. E non costa nulla allo Stato, ovviamente avrebbe aperto una discussione lunghissima con le imprese, questo sono d'accordo, però ecco, diciamo, questa è una domanda che bisognerebbe girare al Ministro. Sentiamo anche gli altri ospiti, prego Zanetti. Aspettato, uno potrà dire che c'entra poco in un decreto che ha la valenza di provare a rimediare non a tutte sicuramente ma a una parte delle strutture di una smisurata dimensione di flessibilità che è diventata precarietà. E stop, perché io non penso che la flessibilità sia negativa, ci sono tante tipologie di lavoro che richiedono una dimensione di flessibilità, quello che non mi convince è che oggi la flessibilità è diventata, dicevo, precarietà. Ma mi sarei aspettato che dentro a questo decreto ci fosse un'anima interessante che si poteva introdurre, che riguardava il discorso che è emerso e che sta sempre fuori. È la riduzione delle disuguaglianze, perché se voi guardate i dati della Banca d'Italia, ma se guardate anche i dati insomma, di qualsiasi bravo economista, ci sono parecchi libri usciti in questi ultimi 2 anni sull'argomento, in questi ultimi 10 anni di crisi drammatica, chi stava bene 10 anni fa, oggi sta molto meglio. E chi stava discretamente 10 anni fa adesso è con la canna del gas. Quindi vuol dire che è successo qualcosa che si chiama crisi, poi senza entrare nel dettaglio di che tipo, perché e per come. Però c'è anche un problema di ridistribuzione della ricchezza, perché non è che tutti stanno così male. E se questo Paese chiude nel primo trimestre del 2018 con un avanzo primario che è tra i più alti in Europa, tra i più alti come avanzo primario dello Stato, significa che l'economia, un certo tipo di economia, funziona. E quindi il problema vero è immaginare anche come redistribuire quella ricchezza che si produce, perché se la distribuiscono sempre in 2 il problema c'è. E allora ritorniamo a quello che dicevo all'inizio, non si crea lavoro e sana occupazione e qualità di vita per decreto, la si crea se si ha un'idea di paese, se si comincia a pensare per esempio che lo Stato fa da regolatore ma fa anche i buoni investimenti. Citava il professore, io credo non a caso, che ci sono tanti tipi di lavori che oggi si possono fare, che non è quello di costruire questa penna, che magari ne abbiamo fin troppe. Ne citava uno, la messa in sicurezza di un territorio, qual è quello nostro, è, voglio dire, una ricchezza che è del paese, per il paese, e che darebbe probabilmente circa, alcuni studi citano circa 1.200.000 nuovi posti di lavoro, dalla sistemazione del territorio, fiumi. Certo, però in questo è importante quelli che sono gli indirizzi che diamo ai nostri giovani. La prospettiva che vogliamo mettere nelle nostre analisi, da che parte vogliamo guardare ed andare. Dopodiché, ripeto, siccome noi siamo stati qua per fare un commento rapido sui 12 articoli del decreto, io dico che questo decreto non è rivoluzionario, introduce, come dicevo prima, qualche piccolo elemento significativo non negativo rispetto al ridisegno di una precarietà che è diventato l'ansia dei giovani. Guardi, sempre a Berlino i ragazzi, fin dalla prima assunzione che hanno lì in Germania, sono solo,
hanno una tutela che poi è una tutela crescente, perché loro hanno una, come dire, una tipologia di contrattualistica che ha tutele crescenti e che sì, anche noi, con una piccola differenza, che diciamo che da noi le tutele, sì, lo so, infatti è stato un po' scoppiazzato anche lì male dal governo Renzi, da quello che hanno fatto in Germania, però secondo me, ecco, ma se la formula funziona non c'è mica niente di male, no? No, A anzi, copiarlo, no, basta copiarlo bene, perché se io devo copiare un compito di uno lo compio male, no, i risultati non sono gli stessi di lui che li ha fatti bene, questo voglio dire. Quindi ecco, lì l'altro aspetto che emergeva era questo, insomma, di una sicurezza che qui non credo i nostri giovani abbiano, se avessero, cioè voglio dire, starebbero qui, ecco, tutto qua, insomma. Ma certo, tutto questo discorso ci riporta a un problema sostanziale, che è quello di indirizzare i giovani in verso determinate professioni, perché adesso lo sentiamo, ma sarebbero sistemazione, la tutela del territorio e quant'altro, poi invece magari scopriamo che abbiamo i ragazzi che continuano ad andare che ne so, adesso in Italia, quanti avvocati abbiamo in Italia? Troppi. No, per dire. Quanto è tutta la Francia? Sì, no. 1200, solo a Roma credo che ce ne siano quanti in tutta la Francia, no? Cioè, quindi anche qui si è tramandata un'aspirazione al titolo di studio, alla laurea, però qui torniamo all'altro discorso, il saper vedere avanti. Allora il problema non è la precarietà in sé, cioè il fatto di avere un contratto che ha un termine, il fatto è di dire bene, posso lavorare per un periodo da te e poi un altro periodo da lui e so che continuo ad avere una continuità nel lavoro anche se cambio azienda. In fin dei conti in America si è sempre detto, no? Che insomma, loro cambiano spesso, non so se sia ancora adesso così, no? O no? Cioè, l'azienda ha bisogno di collaboratori e se i collaboratori sono eccellenti, e qui parliamo di scuola, parliamo di preparazione, tutto quello che viene, e devono essere poi aggiornati strada facendo, l'azienda non vedo il motivo per cui deve privarsene, anzi è la forza del lavoratore, se è capace e bravo rimane dentro l'azienda. Se invece siamo ai margini, allora diventa un peso per l'azienda e diventa un dramma per il lavoratore. Sì, se posso aggiungere una cosa, riguardo alla questione dell'orientare i giovani, io non è che sia molto d'accordo su questa faccenda, nel senso che è difficile che uno Stato come il nostro possa dire quest'anno iscriviamo 100.000 neodiplomati alla facoltà di ingegneria perché mi serviranno gli ingegneri strutturisti, insomma, no? È un po' difficile fare questo tipo di ragionamento. L'importante è che l'educazione aiuti le capacità personali, cioè noi dobbiamo entrare nell'ottica della formazione continua, dell'impegno continuo. Vi faccio un esempio per spiegarmi. Io entrai all'Engineering, che è una grande società di informatica, nell'87, spacciandomi per ingegnere. Non ero ancora laureato, però dissi che ero laureato, mi fecero il test e mi presero lo stesso. Alla fine il più bravo del mio gruppo, dei 20 che fummo assunti con contratto di formazione e lavoro quell'anno, era un laureato in filosofia, cioè uno che faceva una cosa completa, aveva studiato una cosa completamente diversa. Io avevo studiato ingegneria meccanica, ma quello era un drago, insomma, ecco, perché aveva probabilmente i suoi processi mentali erano più rapidi e migliori dei miei, insomma, no? Tant'è vero che lui lo misero a fare lo specialista e a me invece l'amministrativo, insomma, ecco. Quindi e poi seconda considerazione, sembra che da qui a 10 anni il 50% del lavoro cambierà totalmente, cioè ci saranno lavori nuovi che ancora adesso non ci sono. Cioè io penso alla realtà virtuale, a tutto il mondo che gira intorno all'automazione che ancora non esiste, oppure appunto la sanità iperspecializzata, insomma cose che ancora non conosciamo, e quindi non ha senso parlare
fare ancora i tornitori, no, probabilmente il mestiere del tornitore non ci sarà più nella prossima industria. Insomma. Ci sarà un robot che lo Ci sarà un robot che lo fa forse meglio. Ci vuole una preparazione ad imparare per imparare, Esatto, cioè mantenersi aggiornato su tutti i percorsi, e qui è lo Stato che deve essere presente e anche l'azienda deve essere presente nell'aggiornare i propri dipendenti affinché siano in grado di mantenere quel apprendimento progressivo che ormai la tecnologia impone. Ecco, Scusa prego. Tullio, se posso ancora un'ultima cosa. Sì. Prima lei ha fatto un accenno che non mi è piaciuto molto, se mi permette, professore. Una provocazione. Quando ha parlato di mobilità, di persone che vengono con altri modi di fare, modi di vivere, con i loro modelli, cioè, certe diversità possono essere anche delle ricchezze. Cioè lei parla di migranti? Parlo per esempio non di c'è migranti. dubbio che sono no? ricchezze. Questa paura nei confronti dei migranti, secondo me, è la paura di chi non sa guardare il futuro, insomma. Sì. Secondo me, io parlavo di accoglienza, gliela dico però nuda e cruda. Sì, siamo 520 milioni in Europa e siamo già insignificanti dal punto di vista della popolazione rispetto al resto del mondo. Siamo meno di un decimo, no? Siamo il 7-8%. Fra 20 anni saremo il 3% della popolazione. E solo se arriveranno i migranti, perché se non arrivano i migranti saremo l'1% della popolazione e non conteremo nulla. Forse il mondo si sposterà tutto a Pechino chiarisco meglio e a Nuova Delhi, non c'è dubbio. non a Berlino, come dice Massimo, sia chiaro. Zanetti annuisce. L'impero romano è caduto per quello, mica perché... Allora, quello che io dicevo è l'accoglienza che fa la differenza. Cioè l'accoglienza, io non posso soltanto ricevere la persona e metterla lì e poi si arrangia. L'accoglienza vuol dire che io la porto a livello tale per cui lei si può inserire, e allora dovremo, i figli di queste persone che sono arrivate, che sanno la loro dignità, ma possono integrarsi all'interno della società perché parliamo la stessa lingua. Io non posso imparare lo Swahili piuttosto che l'arabo, perché non fa parte, non ho la possibilità di farlo, salvo che non mi metta là apposta. Allora queste persone vengono, devono essere messe in condizione di parlare perlomeno la lingua, di conoscere il diritto, che è sacrosanto, no? Di conoscere il loro diritto di poter inserirsi nella società, e questo vuol dire iniziare ad integrarli, e poi una scuola che sia in grado non di condizionarli ma di integrarli, cioè far sì che le persone si parlino insieme, che capiscano le stesse cose, che hanno comunque, che siano di un paese o dell'altro, hanno le stesse identiche esigenze di rispetto, di democrazia e anche del frigorifero. Senta professore, prego. Sul Corriere di oggi c'è un bellissimo articolo sulle invalsi della scuola media, no? Sulle prove sulle invalsi della scuola media, e ci sono due tabelle che mi sono rimaste impresse nella memoria. La prima è sugli italiani e la seconda sugli stranieri in Italia. Bene, gli stranieri di seconda generazione fanno generalmente meglio dei nostri figli. Perché hanno più stimoli. Ha capito qual è il problema? Allora, ma io sono contento, bene, se lo straniero di seconda generazione è un italiano a tutti gli effetti, anzi, siccome conosce l'inglese meglio dei nostri figli, è meglio, il paradosso è questo. Poi ci sono degli squilibri assurdi, no? La Calabria, per esempio, la mia Calabria, ahimè, che è quasi all'ultimo posto della classifica, la Val d'Aosta è la prima, la Lombardia è la seconda e la Calabria è la 21esima. Insomma, ci sono ancora degli squilibri il sistema di formazione è la scommessa del futuro, non solo in Italia, in Europa, nel mondo cosiddetto evoluto. E non è un caso che siamo il paese nella comunità europea
nei 27 paesi che investono meno rispetto al prodotto interno lordo in dimensione di formazione. Certo. Non è un caso. Non E è- poi tutto si spiega, voglio dire, no, alla fine. Se non certo, ci metti i soldi ecco. E sembra che non il fai governo, queste cose. abbia abbiamo tagliato gli- 10 miliardi all'edilizia scolastica, Sì, notizia di e oggi. abbiamo gli insegnanti peggio pagati d'Europa. Sì, perché poi E noi perché poi diamo tutto si tiene, no? il cervello dei nostri figli nelle mani tutto si tiene. di persone che vengono vessate. Quanto bene ci vorranno, non lo so. Ecco, beh, ma noi questa sera abbiamo parlato di tante cose, ma abbiamo parlato dei contratti, abbiamo parlato di questo decreto Torniamo al dignità. No, ma c'è un aspetto che è importante, è quello dell'impresa. Cioè com'è che, allora, siccome le persone vanno a lavorare nelle aziende, Sì. a che cosa serve alle aziende per poter restare in Italia? Ad esempio nel decreto dignità c'è la questione della delocalizzazione anche, tante se ne sono andate, tante sono state comprate. Ecco, allora la cosa importante è, come dire, mantenere in Italia le aziende, farle crescere. Com'è? Tre cose. Tre cose. Fiscalità di vantaggio, minore burocrazia, certezza del diritto. Punto. Minore fiscalità che cosa significa? Significa che se tu non metti in condizione le imprese di avere degli sgravi sia rispetto al piano occupazionale ma anche sotto il profilo proprio della pura fiscalità, e se trovano fiscalità di vantaggio altrove vanno in presa e quindi se ne vanno. Due, certezza del diritto significa che, ma lo diceva prima il professore, non è pensabile che se io attivo una causa di lavoro o di qualsiasi altra forma devo aspettare per sapere se ho torto o ragione, se è una causa civile 6-8 anni, perché nel frattempo qualcosa è successo. Terzo, oltre alla certezza della pena, fiscalità di vantaggio, una burocrazia che, guardate che qui non siamo gli unici che siamo messi così male, perché pure i tedeschi che su tante cose hanno imparato e corrono anche lì hanno una burocrazia piuttosto complessa, forse addirittura peggiore della nostra, visto che hanno sia lo Stato centrale che poi tutti i 23 lende, che quindi hanno una doppia livello di burocrazia. Però noi abbiamo bisogno anche di avere un pochino meno norme e che soprattutto siano chiare, perché poi insomma se no diamo lavoro a un sacco di persone per interpretare il fatto che oggi è il 6 luglio, ci vuole 40 persone per scoprire che è il 6 luglio. No, se è il 6 luglio è il 6 luglio e ci fermiamo lì, voglio dire. Ecco, Però noi abbiamo anche una burocrazia lenta, oltre a essere abbiamo una anche burocrazia una lenta, macchina ma guardi, burocratica. io su questo, insomma, senza nessuna presunzione, penso che noi la guardiamo sempre dalla parte sbagliata, la questione della burocrazia lenta, perché non è che gli uffici pubblici funzionino tutti male perché sono affidati a una quantità di gente lavativa o infedele, funzionano male perché applicano delle norme che sono scritte in una maniera, fa così Francesco, cioè, lui lavora all'INPS, io ho lavorato solo 35 anni al Ministero dell'Economia, qualcosa ricordo ancora, e devo dire che insomma il problema vero è questo, no? Io se devo applicare la norma come è scritta, non è colpa mia se la devo applicare, se chi l'ha pensata l'ha fatta in modo tale che diventa impossibile, perché per fare questa roba me ne fai fare 450 prima, non è colpa di chi la deve applicare, ma di chi l'ha pensata, e forse se l'ha pensata così un motivo c'era. E qual era il motivo? Che così crea un meccanismo dentro il quale si annidano poi tutta un'altra serie insomma, di situazioni poco trasparenti. Ecco, chiamola così. No, i margini, e non ci sono margini No, di mediazione. no, tu applichi. Tu la devi applicare la norma. Così com'è. Cioè, a uno la pensione gliela devi dare con quelle regole lì, non è che dici vabbè, deroghiamo. Diciamo no? che le norme le fa il Parlamento, Oppure, non è che le fanno i dipendenti pubblici, noi le applichiamo e basta, quindi come dire. Professor Greco, fiscalità di vantaggio, è corretta la situazione europea dove ci troviamo paesi dove le aziende, cioè troviamo delle situazioni dove no, si fa una concorrenza sleale, diciamo, no? Allora, secondo me sicuramente la parte della fiscalità è importante. Quello che è mancato è il coordinamento a livello europeo su questo punto per le imprese, dopodiché la tassazione sulle imprese in Italia non è così elevata, la tassazione come si diceva prima è molto elevata sul lavoro nel nostro paese, e l'errore che è stato compiuto, e questo è un errore che ci ha rimproverato la Commissione europea qualche anno fa, è stato di detassare le rendite e tassare di più le imprese. Cioè quando noi riduciamo l'IMU sulla prima casa per tutti e quei 6 miliardi potevamo metterli a ridurre l'onere, diciamo, sulle imprese che investivano, questo era il rimprovero che ci faceva la Commissione europea nel 2015,
quando adesso ci apprestiamo a tagliare le aliquote sulla fascia ricca della popolazione, dell'IRPEF, e se avessimo 30 miliardi da investire potremmo, diciamo, fare veramente una tassazione delle imprese che investono, cioè, quindi per esempio consentire la deducibilità integrale degli investimenti effettuati. Questo è una cosa che costerebbe molto meno di 30 miliardi, per esempio, per fare una cosa di questo genere. Ecco, se l'impostazione di politica economica continua a essere questa, e poi non è che ce la possiamo prendere con l'Europa, nel senso, se tu dici quando i soldi ce l'hai, li metti lì, ovviamente, quindi io su questo non penso che sia colpa, poi certo i paesi piccoli, Lussemburgo, l'Austria, il Belgio, si potrebbe ragionare, adesso il Regno Unito esce dall'Unione Europea, forse diventa più semplice ragionare di queste cose. Bene, questo sicuramente c'è, però in Italia abbiamo la responsabilità che quando quei 4 miliardi, 5 miliardi, 10 miliardi all'anno ce li abbiamo, poi li mettiamo nel posto sbagliato, non sempre, non tutti, perché alcune misure sono state fatte negli anni scorsi positive, questo è un errore. Altri 2 punti, condivido assolutamente, certezza del diritto civile, soprattutto fondamentale, è impossibile che le imprese vengano a investire se non c'è la certezza e la durata del processo civile, la certezza per esempio della riscossione di un credito, questo è fondamentale per gli investimenti. Molto più importante di tutte le altre cose di cui si parla. Ultima questione che si diceva sulla burocrazia, la produzione di norme. Io sono convinto, appunto, il problema della burocrazia italiana è l'iperproduzione normativa e qui la responsabilità non è del Parlamento, è del governo. L'80% delle norme negli ultimi 15 anni è stata prodotta dai governi. Sapete quando si diceva che il governo non riesce a legiferare? È una battuta, è una barzelletta. Se voi intervistate, chiedete a qualsiasi collega, diciamo, amministrativista, vi dirà che la maggior parte delle norme sono di origine governativa. Sì. Che cosa vuol dire questo? Totalità. Per esempio i decreti legge, per esempio certo, i decreti delegati, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo? Norme spesso costruite, l'apoteosi è il maxi emendamento alla legge di bilancio, cioè questa è una norma, molto tecnica la questione, che viene prodotta più o meno vicino alla notte di Natale, qualche giorno prima, dopo alcuni mesi di discussione, si sintetizzano le norme che devono fare la legge di bilancio in pochi minuti, durante il cuore di una notte, diciamo, prima di Natale. Ora, che tipo di norme possono venire fuori? E si toccano tutti gli ambiti della pubblica amministrazione, dell'operatività delle norme fiscali e amministrative, eccetera. Riforme dell'università sono passate così, riforme del pubblico impiego. Ora, che tipo di norme organiche possono venire fuori così? Nelle norme fatte all'1 di notte, di soppiatto, all'interno di un maxi emendamento, mentre i lobbisti sono fuori a fare pressione su questo o su quello. Che norme possono venire fuori così? Allora, questo è il problema della pubblica amministrazione. Allora, il governo del cambiamento è cambiare questa cosa qui. Il resto, diciamo, mi sento di dire che, tolto il problema della giustizia civile, che è un grave problema, e anche lì dipende un po' da come vengono fatte le norme, eccetera, non è che non abbiamo fatto nulla in questo Paese, però questa parte qui, quando io sento il nuovo governante che dice adesso faccio una riforma, mi vengono i brividi alla schiena. Cioè, le riforme fatte a norme di legge sono la morte di questo Paese. Dovremmo premiare quei ministri che dicono guardate, io non faccio nessuna regola nuova, non taglio, perché abbiamo già avuto quello che tagliava e bruciava e che non è che ha fatto grandi risultati, applico l'esistente e lo faccio funzionare. Questo sarebbe un grande ministro di qualsiasi dicastero, secondo me. E questo secondo me probabilmente aiuterebbe molto di più le imprese di tante cose. Sul decreto, che un po' assomiglia un po' questo decreto dignità, assomiglia un po' a un decreto milleproroghe, c'è dentro un po' di tutto. Ecco, questo è il punto. Secondo me l'aspetto negativo di questo decreto è che è burocratico, cioè se l'idea era lottare alla burocrazia, e invece qui abbiamo aumentato, diciamo, l'entropia del sistema. Secondo punto, sulle norme per esempio sulla delocalizzazione, anche lì il segno è lodevole, nel senso che dice io voglio tenere base produttiva nel mio paese, voglio punire chi va via, però senza offesa, ma sembra fatto da un bambino, cioè nel senso tu pensi che adesso mettendo una norma di quel genere hai bloccato la multinazionale.
Ma insomma, non funziona così, è un Sarà po' un buon velleitario. motivo perché se ne vada. Ma non lo so, che non arrivino, ma non è questo il punto. Non si può applicare. Cioè non è con norme di legge che si fanno queste cose qua. Dopodiché il segno è positivo, cioè secondo me avere uno Stato che cerca di fare un ragionamento di questo genere a livello internazionale è positivo, però non lo fai facendo la tua norma di legge, lo fai provando a agire a livello europeo. È chiaro che se tu offendi, cioè la tua posizione in Europa, non gli altri, ogni paese fa il suo. Quando diciamo che la Germania comanda, la Germania comanda perché gli altri non sanno fare alleanza, diciamo. Cioè, noi quando abbiamo avuto l'opportunità come Italia di creare un sistema di alleanze che riuscisse a controbilanciare, in passato dico, abbiamo perso l'occasione di fare queste cose qui. Quindi in Europa si può fare qualcosa di più da questo punto di vista. Scopelliti. Sì, no, volevo aggiungere, velocemente che siamo in tanto chiusura. condivido tutto quello che si è detto stasera. Volevo aggiungere che a Di Maio bisogna spiegare che lui le elezioni le ha già vinte e sta governando. Invece ho l'impressione che il decreto sia un decreto elettorale, cioè lui nel decreto mette tutte questioni di effetto, no? La lotta alla ludopatia, chi non è d'accordo? Certo che siamo tutti d'accordo, salvo poi vedere che fino a giugno del 2019 si potrà ancora fare la pubblicità, perché tutti bisogna i contratti... aspettare la fine dei contratti. Esatto, queste cose o si fanno o non si fanno, secondo me si dice basta, da oggi non si fa più pubblicità al gioco d'azzardo, non è che è legge, ha la forza di legge, lo poteva fare. La questione della delocalizzazione, certo che è giusto che chi ha avuto i soldi aiuti dello di Stato Stato poi non se ne vada all'estero, ma il problema è se l'azienda si muove all'interno dell'Europa è un po' difficile bloccarla, cioè, voglio dire, un conto è bloccare l'azienda che fa in India, ma come fai a bloccare l'azienda che fa in Romania? Infatti è previsto l'esclusione nell'ambito europeo, ma nell'articolo di riferimento. Siccome ma non poteva che essere così? Quindi anche questo non ha efficacia. Le altre questioni lì sul lavoro sono state fortemente contestate. Ecco, io ho l'impressione che Di Maio abbia voluto schiacciare l'occhio ancora all'elettore, ma non ha capito che il suo compito è quello di governare per i prossimi 5 anni, quindi non di schiacciare l'occhio, ma di fare qualcosa di concreto per il Paese. Certo, ci fermiamo qua. Grazie a Massimo Zanenti, segretario regionale della UILPA Veneto, grazie a Francesco Scopelliti del Partito Democratico, grazie al professor Luciano Greco, docente di economia all'Università di Padova. Ermanno, allora, settimana prossima parliamo di autonomia del Veneto, continueremo dunque a seguire le vicende. Autonomia del Veneto? Quale autonomia del Veneto? È facile parlare di autonomia. Se non sbaglio, proprio il professor Greco ha fatto uno studio, lei, no? Sull'autonomia. Sui residui fiscali, il rapporto allora, tra i residui fiscali la prenotiamo per venerdì prossimo. Così parliamo di autonomia e che vantaggio può creare una giusta, sana autonomia, perché, ripeto, quello che ho detto prima, anche l'unità d'Italia è stata fatta, però ne stiamo ancora pagando le conseguenze. Bene, grazie ancora, grazie a Marco e Claudio in regia, grazie Ermanno anche a te, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, ci troviamo venerdì prossimo alle ore 21, TV7 Match. Buonanotte a tutti.